Sindaco Bortolato, dopo la recente rapina in Villa Miotto e altri tentativi di furto di questa settimana, i cittadini sono inquieti e sono preoccupati. Quali sono le misure messe in atto dall'amministrazione per contrastare questo fenomeno? Sono molteplici le azioni messe in campo per tutelare e aumentare la sicurezza in città. Prima di tutto tra enti, tra istituzioni stiamo collaborando, quindi con la locale stazione dei Carabinieri, con il comando provinciale. Proprio ieri abbiamo fatto un briefing con il comando provinciale, con il comandante Magistris. Hanno messo in campo addirittura il nucleo operativo, il battaglione di Mestre sta dando supporto alle nostre pattuglie sul territorio. La nostra polizia locale anche è all'opera, tra l'altro recentemente è partito il corpo intercomunale con i comuni di Casere e Preganziolo e questo ci dà maggior forza, maggior presenza sul territorio di agenti. Inoltre sta proseguendo il nostro grande programma di telecamerizzazione della città. 4 stralci importanti su 4 anni, sono più di 200.000 euro all'anno per arrivare a una cifra totale di 1 milione di euro quasi speso in telecamere. 2020 abbiamo messo le telecamere su via Ronzinella e su via Torni, quest'anno le stiamo mettendo nella zona sud della città, Piazza Berto, e quindi andiamo anche verso Marocco il prossimo anno, poi seguirà all'ovest e poi le frazioni di Bonisiolo, Zermana e Campocroce. Opere importanti perché le telecamere ci aiutano a prevenire i furti e anche poi a risalire ad eventuali responsabili e a risalire a questi criminali che compiono questi atti predatori in città. Cosa si sente di dire ai cittadini per rassicurarli? I cittadini devono stare tranquilli, nel senso che non è peggiorata la situazione rispetto al periodo prima del lockdown, anzi i dati ci dicono che la situazione è migliorata. Purtroppo ci eravamo abituati bene con il lockdown perché i furti nelle abitazioni erano praticamente spariti. Io invito i cittadini ad iscriversi al controllo di vicinato, è un altro sistema importante di prevenzione della sicurezza che abbiamo messo in piedi 2 anni fa, grazie a un protocollo firmato con la prefettura. È un modo di far sicurezza partecipato e tra l'altro è un modo per rimanere aggiornati nell'eventualità che in città siano in atto degli atti predatori. E poi ecco, dico ai cittadini di stare tranquilli, purtroppo in questo momento abbiamo i fari puntati dopo questo furto, questa rapina avvenuta ai danni del petroliere Miotto, però la situazione rispetto ai comuni contermini non è assolutamente diversa, insomma ecco, ricordiamo in città abbiamo 13.000 famiglie, 13.000 abitazioni, quindi questi atti sono stati compiuti in poche case e tra l'altro nella maggior parte dei casi sono stati sventati prima che accadessero. Ritiene che possa essere un'ondata temporanea? Beh, in realtà non è un'ondata, ma i furti ahimè sono sempre accaduti a Mogliano e non solo. Mogliano tra l'altro ha una sfortuna, cioè dal punto di vista logistico abbiamo 3 uscite autostradali, abbiamo 3 autostrade che ci attraversano, una statale, quindi dal punto di vista logistico questa è una fortuna, però permette anche agli eventuali criminali di dileguarsi più facilmente. Poi Mogliano è una città dove abbiamo numerose ville, la città delle ville, alcune ville sono degli alberghi, altre ville sono abitate da uomini facoltosi, ecco che diventano soggetti prediletti da criminali. Sindaco Bortolato, ha qualche consiglio pratico da dare ai cittadini? Assolutamente non lasciate mai le chiavi sul portoncino di casa, anche quando chiudete internamente togliete le chiavi. Quando uscite di casa controllate che tutto sia ben chiuso e se sentite suonare l'allarme dal vicino affacciatevi e controllate che non sia un falso allarme come spesso si pensa. Importante, invito tutti i cittadini ad iscriversi al controllo di vicinato. Nel nostro sito, nella nostra home page c'è il link, basta cliccare e si apre la pagina dove trovate la modulistica per iscrivervi. È un sistema valido che permette a tutti i cittadini di partecipare a una sicurezza fatta tutti insieme. Grazie Sindaco.